Vorremmo ricevere una telefonata di Alberto. Ho scritto anche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni da mamma a mamma perché ce lo riporti a casa. Bisogna riportarlo a casa questo ragazzo, così come è stato per la giornalista Cecilia Sala che abbiamo aspettato con tanta trepidazione. È l'appello di Armanda Colusso, mamma di Alberto Trentini, collegata con Fabio Fazio dalla sua casa al Lido di Venezia, per raccontare il dramma che ha travolto la famiglia del cooperante 45enne detenuto in Venezuela dallo scorso 15 novembre. Un racconto, quello della donna, durato poco più di 10 minuti e che arriva dopo mesi di silenzio, che la famiglia si è imposta per non rischiare di interferire col lavoro di chi si sta adoperando per cercare di riportare Alberto a casa. Immagini, ha detto ancora la signora Colusso, come sono le nostre notti, ma noi non demordiamo. Non sono le lunghe notti a farci paura, anzi ci permettono idealmente di connetterci con lui, almeno nei pensieri. Ma ora dobbiamo riportare a casa Alberto, ha ripetuto. Infine, prima di andare, ha voluto denunciare come sui social alcune persone si spaccino per suo figlio, postando anche alcune foto e utilizzando quelle di famiglia. Per noi, ha detto, questo è un grande dolore.